Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Quest'oggi vedremo un po' di continuare la nostra avventura a Lucre Town. Allora, vediamo un po' che cosa è successo in queste ultime ore. Diamo un'occhiata. Innanzitutto la nostra popolazione si sta espandendo, potete vedere il gran numero di grattacieli che sono disponibili nella nostra città, ma soprattutto la nostra economia si sta riprendendo in maniera drastica grazie al posizionamento della nostra miniera di minerali e soprattutto grazie all'esportazione di ciò che produciamo proprio nel mercato globale. Possiamo guardare immediatamente nella sezione delle zone che la domanda industriale è cresciuta parecchio e potete vedere che la domanda addirittura dei negozi aderenti al reddito medio è diminuita. Quindi io direi di convertire un po' i negozi, come dire, nella parte sinistra della città a medio reddito in zone industriali, visto che la popolazione a media densità si è trasformata radicalmente in quella ad alta densità. Quindi vediamo un po' di trasformare queste zone. Innanzitutto possiamo vedere il nostro addetto alla polizia, il nostro sergente ci dice che il crimine sta aumentando nella nostra città proprio perché tutte le prigioni che sono riuscito a collocare, le potete vedere principalmente dal grafico, come per esempio questa a sinistra, ma soprattutto anche quella al centro mappa e quella nella parte nord, hanno riempito quasi le loro celle, quindi dovremmo effettuare un miglioramento all'interno delle nostre prigioni proprio per aumentare il numero di celle disponibili tramite l'apposito pulsante. Abbiamo la possibilità di collocare celle di prigione agli ultimi piani, ovviamente per risparmiare spazio, ma anche attorno alla centrale stessa, quindi ricoprendo il perimetro. Però per adesso dobbiamo specializzarci sulla produzione industriale, quindi vediamo innanzitutto di eliminare questa zona commerciale. Vedete un po' la domanda industriale alta, c'è assoluto bisogno di merci e ovviamente dobbiamo espandere la zona industriale, così le industrie produrranno maggiori quantità di merci e soprattutto avremo numerosi lavori per la nostra popolazione. Ok, iniziamo ad eliminare qualche zona, molto ma molto bene, vediamo un po' se possiamo fare a pezzettini questi grattacieli. Albatros e credito cooperativo, mi sa che dobbiamo gettarli a terra. Perfetto, allora eliminiamo anche questa strada in mezzo in modo tale da creare una zona uniforme. Perfetto, vediamo un po' di eliminare il tutto per creare un'area industriale davvero consistente. Perfetto, allora ho visto che la nostra città si ritrova in condizioni di traffico abbastanza drastiche, quindi mi era venuta in mente l'idea soprattutto di sfruttare il perimetro della nostra montagna, visto che è disponibile un bel viale a media densità. Vorrei sfruttare la capacità di questa strada per renderla quindi viale da tram ad alta densità, collocando una nuova stazione dei mezzi pubblici, ovvero un deposito dei tram magari in questa posizione proprio vicino alla strada stessa, in modo tale da rendere conveniente la vita ai nostri cittadini, far spendere soprattutto meno carburante con le loro autovetture e sfruttare quindi questo nuovo mezzo di trasporto. Infatti potete vedere, guardate un po', non sono riuscito a prendere questo è aderente alla sezione dello scuolabus. Dannazione, quell'autobus mi è passato davanti strapieno di ragazzini, ci servono altri autobus. Sì signore, ovviamente la nostra città si sta incentrando sull'educazione e quindi il nostro unico obiettivo è quello di potenziarla e soprattutto sono riuscito ad accumulare diversi soldini per la realizzazione dell'università. Però visto che sono davvero le classi strapiene, soprattutto gli autobus non disponibili, vedremo un po' di collocare qualche altra aula. Perfetto, al piano superiore della nostra scuola potremmo posizionare con $17.000 una bella un'aula in più, soprattutto per accogliere ben 500 studenti in più. Perfetto, soprattutto vedremo un po' di collegare qualche altro autobus alla nostra sezione della scuola. Perfetto, con $10.000 possiamo procurare un altro mezzo alla nostra scuola. Vediamo innanzitutto come sta andando la nostra scuola elementare. Perfetto, sta andando abbastanza bene, abbiamo 8 pulmini scolastici, quindi non credo che c'è la possibilità di aggiungerne qualche altro, quindi vediamo innanzitutto di dare un'occhiata alla nostra mappa dell'educazione. Perfetto, ci sono davvero pochi iscritti all'interno della nostra cittadina, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Vediamo un po', diamo un'occhiata da questa parte, insegna 296 studenti, ci sono davvero pochi pulmini scolastici, quindi un altro bel pulmino nella parte nord potrebbe essere ideale. Perfetto, ok, vediamo un po' che cosa sta succedendo. Siamo arrivati a ben 51.000 abitanti, quindi ce la stiamo cavando abbastanza bene. Vediamo le nuove industrie che sono state collegate nella parte sinistra della città. Diamo un'occhiata. Profumatori antipuzzone si stanno addirittura evolvendo proprio per la presenza della scuola come dire professionale. Se non l'ho detto ragazzi, la scuola professionale davvero incrementa soprattutto le possibilità di sviluppo delle nostre industrie e ovviamente tutte le industrie che saranno nelle vicinanze della scuola professionale avranno un miglioramento a livello tecnologico. Le merci si stanno vendendo davvero molto bene, soprattutto queste industrie nel momento in cui raggiungeranno un livello tecnologico superiore alla norma, ovviamente superiore al livello base, inquineranno di meno e soprattutto saranno più redditizie. Diamo un'occhiata a cosa succede alla sezione della polizia. C'è troppa criminalità nella tua città e la polizia non riesce a controllarla, incrementa ovviamente le tue condizioni di offrire protezione
situazione. Diamanti Verdi, raccogli 10 tonnellate di rifiuti riciclabili in un giorno nella tua città. Probabilmente qualcuno mi avrà inviato una sorta di aiuto per quanto riguarda la sezione dei rifiuti. Infatti adesso ci stiamo regolando molto meglio. L'unica torre di scarico, ovviamente l'unica torre che inquinerà parecchio nella parte sinistra della città, riesce a bruciare una quantità innumerevole di tonnellate, ma sicuramente qualcuno mi starà dando una mano con l'eliminazione di tutte queste dannate quantità di rifiuti. Perfetto, vediamo innanzitutto come sta andando il nostro impianto delle acque reflue. Ovviamente vi faccio vedere adesso l'inquinamento che si ritrova per adesso nel sottosuolo, proprio da questa parte. Vedete un po' che la zona proprio è scadente, probabilmente per la presenza di una discarica della zona industriale, ma anche dell'impianto di depurazione delle acque reflue. E in questa zona, ovviamente nella parte nord della città, ma anche nella parte sinistra, possiamo ritrovare un leggero inquinamento, ma soprattutto anche una presenza di germi in maniera consistente. Questo problema può essere risolto in un modo davvero molto semplice. Ovviamente la presenza di germi è sempre qualcosa che crea l'impossibilità alla nostra popolazione di trasferirsi in questa parte di mappa. Potete vedere la maggior parte delle persone affermano che questa zona non è controllata per quanto riguarda il settore della sanità. L'unico modo per risolvere questo problema è il collocamento dell'ospedale. Tramite 120.000 dollaroni spesi bene possiamo utilizzare i furgoncini addetti alla depurazione, quindi delle strade, e soprattutto alla salvaguardia della salute dei nostri cittadini per evitare quindi il contagio e soprattutto per ripulire le nostre strade. Ovviamente 120.000 dollari sono una spesa davvero consistente, però sarà qualcosa da realizzare. Allora, vediamo un po' come sta andando per quanto riguarda la nostra sezione della popolazione. Siamo riusciti a ottenere un vero incremento demografico negli ultimi mesi. Da giugno dell'anno scorso a maggio di quest'anno siamo riusciti ad avere ben 53.260 abitanti più circa 3.800 cittadini in visita. Molto bene, vediamo un po' cosa dicono. Sarebbe bello se ci fossero dei traghetti, vero? Hai ragione, amico mio. Vediamo qualche altra opinione. Desideriamo i tram. È appunto l'idea che mi hai fatto venire l'altra volta, amico mio. Ovviamente anche i traghetti possono essere un mezzo di trasporto molto utile. L'unico posto dove possono essere collocati appunto è nella parte sinistra della nostra mappa, proprio vicino a questa sorta di area costiera. Allora, diamo un'occhiata ai traghetti. Allora, a cosa servono? Se piazzato lungo una riva, i terminali traghetti offrono soprattutto un posto per i pendolari che viaggiano in traghetto. Miglioralo con un porto per navi da crociera o per porto con traghetti e quindi con passeggeri addizionali. Molto bene, allora, ovviamente questo incrementerà il turismo nella nostra città. Un'altra specializzazione presente, come per esempio il collocamento delle case da gioco, che verranno migliorate poi in alberghi, soprattutto in zone per una sorta di dispendio di denaro da parte dei nostri turisti. Ovviamente questa è una specializzazione molto particolare che non ho intrapreso proprio perché mi sono specializzato sull'estrazione. Comunque forse qualche casa da gioco potrebbe essere utile per incrementare i nostri guadagni, ma soprattutto, visto che abbiamo diverse stazioni di polizia e soprattutto perché le case da gioco aumentano la criminalità, possiamo collocarne qualcuna magari nella parte destra della nostra città. Intanto vediamo qua che cosa sta succedendo. Le cose vanno alla grande, abbiamo diversi terreni, soprattutto a medio livello. La causa appunto è il campo da calcio, che aumenta appunto il valore dei terreni a medio livello. Vediamo di migliorarlo magari in qualcosa di diverso, recuperare spazio e soprattutto incrementare la quantità di popolazione. Allora, vediamo di rimuoverlo. Perfetto, eliminiamo il campo da calcio e collochiamo una bella come dire, vediamo un po' cosa è disponibile. Un bel parco con fontana grande. Questo aumenterà soprattutto il valore del terreno circostante e farà espandere queste piccole abitazioni, queste zone residenziali, in veri e propri grattacieli. Molto bene. Allora, avevo visto qualcosa, vediamo un po' cosa succede. I camion della spazzatura vengono ossennati nelle vie di Sagron, probabilmente nelle vie di qualche vicino. Diamo un'occhiata a cosa succede per quanto riguarda la spazzatura. Ok, abbiamo particolari camioncini che provengono, ecco qua, da Sagron. Qualche camion aderente alla sezione del riciclaggio viene nella nostra città. Date un'occhiata, ci sono diversi camioncini che entrano all'interno della nostra cittadina proprio per riciclare rifiuti. Probabilmente qualcuno avrà sentito il tutto ed è riuscito ad aiutarmi nella missione. Vi ringrazio di cuore. Vediamo un po' qual è la città che produce più immondizia. Ovviamente siamo al secondo posto nella regione stessa. Quello che produce più immondizia è Re delle Ombre, ovvero Summit Vista. Possiamo vedere che ci sono davvero bidoni dell'immondizia del riciclaggio riempiti. Guardate un po' quanta spazzatura che viene prodotta nelle cittadine a destra della nostra. Diamo un'occhiata però a cosa succede nella sezione delle grandi opere. Mi sembra già di aver accennato qualcosa riguardo le grandi opere. Ovviamente le grandi opere, nel momento in cui verrà costruita una delle 4 grandi opere nella città, verrà soprattutto effettuato un bonus, quindi verrà realizzato un bonus, una miglioria a tutte le città aderenti al contesto della regione.
regione. È possibile creare una stazione fotovoltaica, ciò consentirà a tutti i componenti della regione di guadagnare energia, però è necessaria certamente una quantità di materiali, come per esempio casse di plastica provenienti necessariamente dal riciclaggio, tonnellate di leghe provenienti dalla fonderia nel momento in cui si fonde il carbone e soprattutto i minerali che vengono prodotti. Ovviamente questo sarà il settore su cui ci specializzeremo noi, e in seguito anche i processori. Adesso vedremo che cos'è questa storia dei processori e vedremo un po' come vengono prodotti. In seguito è anche disponibile l'aeroporto internazionale, potete vedere i requisiti e soprattutto esso consentirà un'accettazione delle merci, quindi un incremento dell'economia di tutte le cittadine nella regione stessa e soprattutto anche numerevoli turisti. Abbiamo la possibilità di creare il centro spaziale, ciò ovviamente attirerà turisti ma incrementerà soprattutto il livello di educazione di tutta la popolazione. Per quanto riguarda invece il settore della archeologia, wow, aumenterà soprattutto i compratori, soprattutto anche gli studenti, ma anche i lavoratori presenti all'interno della regione stessa. Siamo riusciti ad accumulare ben 55.000 abitanti, adesso stanno diminuendo proprio per la costruzione di questi nuovi complessi residenziali. Siamo arrivati a circa $79.000, ci mancano circa $8.000 e realizzeremo finalmente la nostra università. Allora, vediamo innanzitutto come sta andando la miniera di minerali, diamo un'occhiata innanzitutto alla sezione, al grafico aderente ai minerali stessi, vediamo quanti minerali abbiamo disponibili, vediamo un po'. Abbiamo scorte ancora per 5 mesi, molto bene, ci saranno circa 150 tonnellate e ne produciamo ben 48 al giorno, sta andando molto ma molto bene. Vediamo un po', adesso per quanto riguarda il magazzino, la sezione dello stoccaggio sta andando bene, non abbiamo surplus di mezzi, anzi come dire... allora, vediamo un'occhiata ai commenti della popolazione, se mi riposo un po' forse mi passerà, ovviamente il problema dell'inquinamento è davvero drastico in queste condizioni, vedete un po', soprattutto nella parte destra, la zona industriale, ritroviamo numerevoli persone che si ammalano con una frequenza davvero fantastica, però ovviamente la presenza, grazie alla presenza delle nostre centrali eoliche che ci consentono energia, che ci consentono di produrre energia, al contrario della nostra centrale atomica che produrrebbe radiazioni, ce la stiamo cavando abbastanza bene, quindi non sto costruendo la centrale appunto atomica proprio perché produrrebbe radiazioni e quindi diminuirebbe quindi la felicità dei nostri cittadini. Invece le nostre centrali eoliche adesso, nel momento in cui andremo a costruire la nostra bella università, vediamo adesso di aumentare un attimino la tassazione per quanto riguarda la popolazione stessa, in modo tale da aumentare quindi i proventi all'interno delle nostre tasche. Costruiremo la nostra università in modo tale da migliorare il settore dell'energia. Perfetto, stanno aumentando ovviamente i cittadini all'interno della nostra popolazione, stiamo ritornando al valore necessario, perfetto. Allora, abbiamo adesso la possibilità di collegare finalmente la nostra università a una bella stradina. Allora, vediamo se gli troviamo una bella posizione, mi sa che dovremo eliminare davvero diverse zone, perfetto. Allora, la nostra università possiamo collegarla finalmente in questa zona. Vediamo di fare un po' una piazza pulita, vedete innanzitutto la sezione dell'istruzione, il livello di educazione è necessariamente alto, però ovviamente nel momento in cui collegheremo la nostra università il livello tecnologico ovviamente aumenterà drasticamente. Allora, facciamo un po' di pulizia con la nostra bella ruspa, vediamo di eliminare tutti questi parchi a medio livello, perfetto, la nostra università qui si ritroverà in condizioni ottime, scusate il frastuono, però questa bella ruspa se la sta cavando molto ma molto bene, vediamo di eliminare il tutto, avremo per adesso una diminuzione della popolazione, però ciò sarà necessario per la realizzazione del nostro obiettivo. Perfetto. Ecco la nostra università, vediamo di collegarla nella maniera tale da collegare soprattutto altri edifici, soprattutto qualche altro parco. Perfetto, abbiamo completato anche la nostra missioncina, piazza un'università, e adesso vedremo di collegare anche un altro parco, un altro giardino urbano ad alto livello. Vediamo un po' se possiamo metterlo in questa posizione per aumentare soprattutto il livello della popolazione che si ritrova nelle circostanze. Perfetto. Allora, diamo un'occhiata innanzitutto alla nostra università. Allora, l'università, come avete ben potuto vedere, diamo un'occhiata innanzitutto, c'è un'informazione. Ora siamo noi pezzi grossi, sindaco. Allora, la nostra città è il centro educativo per eccellenza. I sim di Monkey Island verranno a scuola qui. Sforneremo dei talenti di primo livello. Possiamo dedicarci alla ricerca di più progetti alla volta. La nostra città è all'apice di un rinascimento scientifico. Molto ma molto bene. Ciò ovviamente garantirà un notevole livello di educazione nella nostra cittadina. Diamo un'occhiata. Allora, innanzitutto, l'università per adesso sta cercando personale, ovvero cittadini che vanno a lavorare al suo interno. Ci sono delle lezioni che si alternano da
dalle 6 alle 9 a mezzogiorno e anche alle 3 di pomeriggio. Ovviamente accetta 800 studenti migliorabili tramite l'aggiunzione di qualche, attenzione, dannazione, ho sbagliato, maledizione, perfetto, tramite quindi l'aggiunta di diversi dormitori avremo la possibilità di rendere la nostra università più capiente, quindi più studenti all'interno dell'università stessa. Ovviamente essa si può specializzare in tante tipologie, esistono diverse università come la facoltà di economia e commercio, la facoltà di ingegneria, la facoltà di legge, quella di medicina ma anche quella di scienze. Ovviamente ogni università con una diversa facoltà garantirà quindi un aumento dell'istruzione in quel determinato livello. Io cercherò di specializzarmi sull'università di scienze, proprio essa aumenterà il livello di tecnologia all'interno delle nostre industrie, ma ci consentirà di effettuare delle migliorie anche all'interno dell'ospedale che andremo a collegare. Soprattutto avremo la possibilità di creare dei centri di diagnosi particolari, dell'elaborazione di virus, e questi aiuteranno la nostra popolazione a evolversi nella maniera adeguata. Perfetto, allora vediamo un po', potete vedere che siamo saliti da $6.000 a $14.000, questo sarà garantito da un aumento soprattutto della vendita dei nostri minerali, molto ma molto bene. Vediamo cosa succede in queste condizioni, diamo un'occhiata se possiamo collegare anche qualche altra zona residenziale, perfetto, vediamo un po', insegna a 9 studenti, diamo un'occhiata a cosa succede, pronto per una lunga giornata di lavoro, molto bene, diamo un'occhiata, c'è qualcosa di abbandonato da queste parti, vediamo un po', mi sa di sì, dove si fa shopping in questa città? Mi sa che questo edificio... Ah no, dannazione, c'era questo piccolo edificio abbandonato, mi sembrava che era quello più grande, maledizione. E ovviamente gli edifici abbandonati non consentono alla nostra cittadina di evolversi e quindi devono essere eliminati nel minor tempo possibile. Allora, vediamo un po', ci sono altri negozi qui, altre residenze a media densità, vediamo di convertirle tutte secondo l'alta densità tramite il collocamento quindi di una nuova sezione. Vediamo un po' se possiamo effettuare qualcosa da queste parti, perfetto, un nuovo parco ovviamente garantirà il tutto. Vediamo da queste parti, vedete un po' ci sono altri parchi ovviamente a media densità, come per esempio aderenti alla sezione natura, questi parchi con vialetti, vediamo di eliminarli perché la nostra popolazione si deve incentrare sull'alta densità. Ovviamente elimineremo qualcosa da queste parti, però sarà necessario. Perfetto, allora, vediamo come sta andando, molto bene, qui vediamo ovviamente anche di convertire il tutto, ok, perfetto. Diamo un'occhiata alla nostra clinica, perfetto, questa è l'unica che si ritrova in questa sezione, se la sta cavando abbastanza bene, abbiamo ben 18 pazienti in cura, perfetto, 3 ambulanze, quindi non ci possiamo lamentare. Un altro bel vialetto in queste condizioni sarà fondamentale. Ok, molto bene, adesso che abbiamo rinnovato la nostra sezione numero 1, ce la stiamo cavando molto ma molto bene, vediamo se possiamo collegarne ancora qualche altro da queste parti, perfetto, vediamo se possiamo fare qualcosa. Anzi, io direi di eliminare questa strada a bassa densità che possiamo ritrovare in queste condizioni per la creazione di una vera... Ah, dannazione, qui ritroviamo la biblioteca pubblica. Mi sa che dobbiamo rinnovare questo settore. Perfetto, colleghiamo innanzitutto un nuovo miglioramento alla strada, perfetto, per aumentare la densità e soprattutto rinnovare il tutto, perfetto, e collegare anche nuove zone, ovviamente nuove zone residenziali, perfetto. Eliminiamo anche questa zona, perfetto. Vediamo un po' e creiamo un'unica zona residenziale che ci aiuterà quindi ad espanderci. Perfetto, vediamo un po' di collegare il tutto. Molto bene, allora siamo in positivo di $18.513, abbiamo 46.000 cittadini, ovviamente stanno diminuendo per le migliorie che sto effettuando al territorio, e diamo un'occhiata a cosa succede. Ovviamente servono negozi, come dice il nostro caro amico, a reddito alto, con tutta questa popolazione è necessario. Allora, innanzitutto vediamo di migliorare tutte queste zone un pochino limitrofe che non servono ovviamente alla nostra città e che ci fanno perdere notevole spazio. Allora, vediamo un po' di eliminare queste zone un po' inutili che ho ovviamente sbagliato a costruire in queste parti, perfetto. Allora, soprattutto eliminiamo la zona dei negozi, molto bene, colleghiamo una zona residenziale. Adesso penseremo al settore del commercio, perfetto. Innanzitutto cerchiamo di riequilibrare il nostro spazio all'interno della città stessa, vediamo di rielaborare lo spazio in queste condizioni, perfetto, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Per adesso dobbiamo eliminare tutto, perfetto. Adesso rinnoveremo un attimino il tutto, perfetto. Allora, innanzitutto eliminiamo tutta questa zona residenziale, perfetto. Colleghiamo innanzitutto un ottimo parco, che ciò ci garantirà di non lasciare i nostri cittadini quindi alla sprovvista, perfetto, colleghiamolo proprio in questa situazione. Allora, una nuova zona commerciale sarà fondamentale proprio per soddisfare la domanda commerciale ad alto livello ai nostri cittadini. Aumentiamo un attimino la velocità, portiamola al massimo e vediamo che cosa accade. Allora, vediamo innanzitutto quanto costa questo bel traghetto. Il terminal traghetti deve essere necessariamente posto in questa
in quest'ambito al prezzo di 31.000 dollari. Benissimo, allora vediamo cosa succede all'interno della nostra università. Dimenticavo, nell'università è possibile creare, anzi iniziare un determinato progetto per migliorare un determinato ambito del sapere. Ovviamente i progetti differiscono l'uno dall'altro, possiamo ricercare pannelli solari concentrati, fornisce l'approvazione per i pannelli solari concentrati per la centrale di energia solare. Ciò garantirà quindi l'aumento della produzione di energia soprattutto nelle centrali solari. Ovviamente abbiamo anche possiamo ricercare la grande opera stazione fotovoltaica, ve l'ho fatta vedere in precedenza. Abbiamo anche la possibilità di creare la turbina verticale, ciò che andrò a ricercare nel momento in cui avrò 55.000 dollari, in modo tale da sostituire tutte queste piccole turbine con una turbina verticale, in modo tale da risparmiare più spazio e creare una vera e propria zona industriale nella parte nord della nostra isola. Perfetto, vediamo un po' cosa è disponibile. Esiste il reattore termico di seconda generazione, ciò migliorerà l'incremento di energia nella sezione dell'energia nucleare, nell'energia atomica. Il reattore a neutroni veloci fornisce l'approvazione per un modulo a neutroni e ovviamente ciò probabilmente aumenterà la produzione di energia. Ovviamente anche il generatore di carbone pulito, ciò creerà, anzi potrebbe essere questa anche un'ottima idea, creare una centrale a carbone per alimentare la nostra città, quindi eliminare le due centrali eoliche, collegare una centrale a carbone in questa zona che ovviamente non inquina con il generatore di carbone pulito e importare carbone ovviamente dalle città limitrofe alla nostra. Potrebbe essere anche un'idea, fatemi sapere che cosa ne pensate, ovviamente mi baso soprattutto sulle vostre opinioni. Quindi volete una sorta di centrale eolica, quindi volete basare sul nostro caro amico vento, oppure su dei materiali fossili come il carbone. Fatemi sapere. Inoltre ovviamente il generatore di petrolio pulito, anzi potrebbe essere questa una vera e propria idea, visto che per evitare quindi l'importazione possiamo creare una vera e propria industria del petrolio, davvero eliminando qualche residenza, però ovviamente creare qualcosa di pulito e finalmente in questa zona creare una vera e propria area industriale, visto che la domanda è davvero molto alta. Vediamo un po' cosa succede nelle altre tre sezioni. Ovviamente il centro chirurgico, verranno operati i pazienti in questa zona e soprattutto ridurranno le possibili morti. Attenzione, dannazione, vengono pagate le tasse. Vedete un po' quelle icone delle come dire, maledizione, delle banconote in rosso, significa che le tasse sono davvero molto alte. Infatti me ne ero dimenticato, vediamo di ridurle adesso al 10%. Ah, dannazione, finiamo in rosso, così la tassazione deve rimanere sempre un attimo sopra la norma. Perfetto. Allora, ci siamo infortunati, serve un ospedale. I prossimi i soldi che andrò a guadagnare soprattutto con le nostre esportazioni verranno usufruite nell'ospedale. Allora, vediamo un po', la domanda commerciale sta aumentando. Vediamo innanzitutto qual è l'ultimo progetto di ricerca, vediamo un po' di che cosa si tratta. La grande opera del centro spaziale, soprattutto l'ala investigativa per la sezione del crimine. Molto bene. Allora, vediamo un po' di aumentare adesso la nostra velocità, vediamo come sta andando in queste zone. Abbiamo dei negozi ad alto reddito, molto bene, anche la nostra centrale di polizia se la sta cavando molto ma molto bene. Servono negozi ad alto reddito ed ecco qua che i negozi vengono migliorati da nazione ancora a medio reddito. Questo non è buono, allora mi sa che dobbiamo costruire qualche altro parco per aumentare il loro livello. Allora, un altro parco con specchio d'acqua potrebbe essere fondamentale. Vediamo di collegarlo proprio in questa zona. Perfetto, adesso aumenteremo soprattutto il valore, anzi il livello dei negozi. Perfetto, allora ovviamente stiamo diminuendo di cittadini perché stiamo effettuando queste migliorie, però adesso nel momento in cui riusciremo a edificare il tutto nella maniera migliore avremo un incremento della nostra popolazione. Allora, vediamo un po' qui che cosa ritroviamo. La nostra centrale di polizia ha celle al massimo. Vediamo di creare un vero e proprio Alcatraz con l'aggiunta di una bella cella nella parte superiore. Guardate, Alcatraz in miniatura, mamma mia. Allora, vediamo un po', vediamo se questi dannati cittadini continuano ad arrivare in città, perché ovviamente con la diminuzione di popolazione tramite la costruzione delle nostre aree commerciali avremo quindi la diminuzione della nostra popolazione e soprattutto la diminuzione delle tasse. Allora, vediamo un po', siamo infelici, questi poveri cittadini sono infelici perché ovviamente si ritrovano in queste condizioni. Allora, non possiamo fare shopping e necessariamente questa zona deve essere migliorata. Allora, vediamo di collegare un altro bel parco. Vediamo un po' in queste condizioni. Perfetto. Perché sono infelici questi cittadini? Perché ci sono dei negozi ad alto reddito e la popolazione stessa è aderente alla sezione del medio reddito. Quindi vediamo di edificare dei veri e propri come dire, complessi residenziali ad alto reddito. Perfetto, queste tasse salate non ci piacciono, amico mio, però ovviamente dobbiamo recuperare soprattutto nel settore dei soldi. Aumentiamo per adesso un pochino le tasse alla nostra sezione delle industrie. Perfetto. Allora, vediamo un po', adesso i cittadini aumenteranno nel momento in cui riusciremo a migliorare la nostra area residenziale. Perfetto, nel momento in cui verranno realizzati i nostri grattacieli nella parte nord, avremo quindi un aumento della nostra popolazione.
Perfetto, è stato aperto un nuovo impianto aerospaziale in città, che gioia, ovviamente le nostre industrie si stanno espandendo nella maniera migliore, ovviamente ciò implementerà quindi il miglioramento della nostra cittadina. Adesso daremo un'occhiata se il nostro inquinamento sarà diminuito nella sezione adeguata, vediamo un po', ovviamente le industrie sono state appena migliorate, occorrerà un po' di tempo prima che l'inquinamento diminuirà, ovviamente nella sezione nord stiamo diminuendo parecchio e ciò verrà implementato anche nella sezione sud della nostra cittadina. Perfetto, allora $32.000 ce la stiamo cavando abbastanza bene e mi sa che la criminalità sta prendendo il sopravvento. Vediamo un po' le zone con più criminalità, vediamo un po', possiamo collegare una nuova stazione della polizia magari nella parte a medio livello in modo tale che la popolazione si senta un po' più tranquilla e quindi che possa vivere in tranquillità. Allora, vediamo di trovare un bello spazietto per la nostra nuova centrale di polizia. Allora, vediamo un po', vediamo dove possiamo collegarla. Ecco, questa potrebbe essere una zona adeguata, magari in queste condizioni, vediamo da questa parte. Vorrei evitare di gettare a terra qualche palazzetto. Oppure possiamo magari aumentare, ecco, per esempio le celle di prigione all'interno della città, all'interno della, come dire, centrale di polizia stessa. Con $15.000 vedremo un po' di risolvere il problema. Aumentiamo anche qualche altra macchinina della polizia, ecco, aumentiamo il loro numero, perfetto. Ovviamente la copertura è disponibile anche per i vicini. Perfetto, $14.000 in un colpo, ovviamente i nostri minerali stanno facendo faville, molto ma molto bene. Colleghiamo altre macchinine della polizia, perfetto, adesso avremo innumerevoli sergenti che si muoveranno per la nostra città e ovviamente diminuiranno le problematiche. Allora, per quanto riguarda la nostra economia, dobbiamo dare una svolta in modo tale da stare un pochino più tranquilli. Perfetto, come potete ben vedere i nostri minerali che vengono estratti vengono rilasciati nel nostro magazzino e vengono esportati, però perché non ottenere qualcosa di diverso, come per esempio nella sezione estrazione, avremo la possibilità di creare la nostra fonderia in modo tale da creare leghe metalliche per creare qualcosa di più complesso, come per esempio la fabbrica di processori. Eccola qui la nostra fabbrica di processori, che tramite l'utilizzo di plastica e leghe metalliche otterremo quindi oggetti da vendere a un prezzo molto ma molto più alto. Quindi vedremo un po' adesso di costruire il nostro quartier generale dell'estrazione. Ovviamente dobbiamo estrarre 96 tonnellate di carbone o minerali grezzi in un giorno, quindi mi sa che dobbiamo aumentare necessariamente la capacità di estrazione. Come è aumentata la capacità di estrazione in una città? Ovviamente deve essere, i pozzi minerari devono essere aumentati, quindi nel momento in cui riusciremo ad arrivare a un notevole livello economico aggiungeremo altre località quindi prelevare i nostri materiali e quindi aumentare soprattutto il livello di estrazione. Benissimo, allora spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Adesso vedremo un po' di far crescere la nostra città nella maniera migliore, abbiamo migliorato notevolmente il tutto, vedremo un po' adesso soprattutto anche di collegare quell'impianto tranviario che vi avevo descritto all'inizio del video, proprio per migliorare anche la capacità di movimento all'interno della nostra città. Guardate un po' nella zona nord, guardate un po' dell'affluenza di popolazione che ritroviamo. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo gameplay, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!